Ben ritrovati in diretta, spazio quest'oggi dedicato alla salute e alla medicina. Parliamo in particolare dell'ossigeno ozonoterapia, grande alleato per il benessere e per le malattie. Per parlarci di questo importante argomento in collegamento Skype con noi c'è il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Buongiorno e ben ritrovato, professore. Buongiorno Alice e a tutti i telespettatori. Allora, parliamo di questo argomento perché è una terapia che utilizza come agente terapeutico un gas, che è l'ozono appunto, che viene miscelato con piccole percentuali di ossigeno medicale. Quindi un trattamento con azione antinfiammatoria e anche antidolorifica. Ci racconta qualche cosa in più, professore, su questo trattamento innovativo, moderno, però forse ancora poco conosciuto? Molto poco conosciuto, molto poco conosciuto. È un peccato perché è un trattamento che fu già inventato nell'Ottocento, nel 1800, furono scoperte le proprietà sanitarie proprio dell'ossigeno ozono, di questa miscela, e fu Nikola Tesla, un genio paragonabile a Leonardo da Vinci del 1800, che ha inventato anche l'elettricità, ha inventato la radio, ha inventato anche il generatore di ossigeno ozono. Ho qui proprio sotto al mio naso il suo brevetto di Nikola Tesla del 1896, in cui brevetta la produzione di un apparato proprio per la produzione di ozono. E questo è molto importante perché Nikola Tesla, a cui è stata dedicata una macchina recentemente, proprio anche per ricordarlo, che è stato appunto un po' oltraggiato nella sua attività del passato, ma comunque ha dato molto, e questo non viene mai ricordato, proprio per questo problema dell'ossigeno ozonoterapia. Questa metodica, che appunto mette insieme una percentuale molto alta di ossigeno e una percentuale più piccola di ozono, è una miscela che viene prodotta con delle macchine speciali, multi-oxygen per noi per esempio, e in questa maniera noi possiamo utilizzare l'ozono sia per via sistemica che per via locale, in diverse maniere, per diverse malattie, ma anche per il benessere, perché cosa è questa miscela? Cosa rappresenta? È un trattamento antiossidante, cioè agisce sui radicali liberi che nelle malattie e anche spontaneamente noi produciamo in una quantità elevata, e per i quali esistono dei trattamenti antiossidanti, antiradicali liberi, il migliore dei quali è l'ozono. E l'ozono è un derivato dell'ossigeno, cioè non è che è una cosa diversa, è un trattamento veramente biologico, che più biologico non c'è l'ossigeno ozono, perché l'ossigeno è il motivo per cui noi viviamo, è l'ossigeno. Se non avessimo l'ossigeno non vivremo. E l'ozono è un derivato dell'ossigeno, per cui non c'è attività biologica più importante che non l'ossigeno ozono, però ha delle attività, l'ozono in particolare, molto importanti. Lei già l'accennava prima, Alice, ha un'attività antivirale, un'attività antibatterica, un'attività antinfiammatoria, antidolorifica, anti-aging, antitumorale, come di supporto in questo caso, ma però insomma ha una serie di attività che andremo a valutare in questa trasmissione. Certo, ha tantissimi campi di applicazione. Tra l'altro, professore, esiste anche una società scientifica in Italia che ha proprio evidenziato anche, se non sbaglio, dei protocolli per il trattamento, è così? Certo. È la SIOT, la Società Scientifica di Ossigeno Ozonoterapia, di cui il presidente nazionale oggi è il professor Luigi Valdenassi di Genova, mentre il responsabile della società internazionale, SIOT internazionale, il professor Franzini di Bergamo, e ci sono tanti centri in Italia, basta andare su Google e mettere SIOT, SIOT, SIOT
con la regione o con la città e verranno fuori i centri che sono associati in questa benemerita associazione scientifica che da tempo intanto ha avuto l'approvazione tempo fa del Ministero della Salute come protocolli e quant'altro, ma porta avanti tutta una serie di ricerche e anche molte pubblicazioni scientifiche, perché tutto questo poi nell'ambito della SIOT li sottoponiamo all'attenzione della medicina scientifica e quindi con le pubblicazioni sulle riviste mediche, per cui non è una cosa così fatta da maghi o da streghe, no? Cioè, assolutamente, perché questo poi molti, anche dei medici purtroppo, pensano che è completamente sbagliato. Pensate che i tedeschi in Germania durante la prima guerra mondiale hanno usato l'ossigeno-ozonoterapia per curare i loro militari che avevano delle ferite, non c'erano ancora gli antibiotici a quel tempo, ma usavano l'ossigeno-ozono proprio con degli stivaletti per le ferite delle gambe oppure delle braccia, eccetera. E l'ozono veniva impiegato, ecco, di questo chiaramente non si parla mai, e anche quando si parla di Nikola Tesla, questo genio di cui parlavo prima, di cui per esempio l'aeroporto di Belgrado è dedicato, la capitale della Serbia, è dedicato a Nikola Tesla. Nikola Tesla ha vissuto negli Stati Uniti ma era nato nell'impero austro-ungarico. Ebbene, l'aeroporto di Belgrado si chiama Nikola Tesla Airport, e se voi andate lì e vedete c'è tutta la storia di Nikola Tesla, dove lì si ricorda quello che lui ha fatto per l'ozonoterapia, cioè che lui ha generato con quel brevetto di cui vi ho parlato prima, nel 1896 ha inventato quello che noi facciamo oggi poi peraltro, perché usiamo delle macchine simili, rinnovate nel tempo, ma simili a quelle che lui ha inventato. Quindi l'ossigeno-ozonoterapia è un trattamento. Ieri per esempio, ecco, ce l'ho qui davanti, adesso la situazione ve la devo dire subito perché sennò ho visto un miracolo. Non era andata a Lourdes né da nessuna parte. Questa signora anziana che aveva delle ulcere agli arti inferiori che erano dolentissime, praticamente non rispondevano più a nessun trattamento né medico né antidolorifico, lei aveva sofferenza continua e anzi le avevano anche proposto che se voleva si poteva anche tagliare la gamba, visto il dolore che soffriva. Ebbene, qualcuno le ha detto, perché sono rari quelli che sanno di questa opportunità con le ulcere varicose degli arti inferiori negli anziani, uno gli ha detto di venire qui. Allora all'ospedale dove lei era seguita gli ha detto assolutamente no, assolutamente no. Ebbene, ha fatto un po' di terapie e ieri l'ho vista, le 3 ulcere, ce n'erano 2 che sono scomparse, si sono riassorbite e un'altra in netto calo, non ha più dolori e il figlio che era con lei, oltre che la stessa paziente, ha detto che è incredibile come non si possa fare un trattamento così semplice, così appunto con l'ossigeno-ozono fatto localmente, come facevano i militari della prima guerra mondiale tedeschi, cioè non è una novità, ma che poi nessuno, tutto questo perché ovviamente vi chiederete il perché, ma perché non è un farmaco, perché non c'è la spinta del business dei farmaci, non c'è, ecco, c'è ignoranza più che altro, ignoranza. Anch'io sono stato ignorante perché io questa roba qui l'ho scoperta 10 anni fa, all'università ovviamente non avevano mai detto di questa roba qui, no? E comunque nessuno mi aveva mai detto niente dell'ossigeno-ozonoterapia. Per caso il professor Franzini a Bergamo, che ho nominato anche prima, mi ha inseguito per tempo per dirmi guarda che funziona nella stanchezza, l'ossigeno-ozonoterapia è un trattamento che tu dovresti fare nella sindrome della fatica cronica, che già allora mi interessavo di questa patologia. Ebbene, per tornare all'anziana signora che sta molto meglio e continua il suo trattamento e andrà a guarire le sue ulcere, non ce le avrà più, non è un miracolo, è una cosa proprio naturale. Ho detto prima miracolo perché sembrava proprio un miracolo, perché era una cosa che non ci si aspetta ma l'ozono ha una potenza tale come antiossidante, come antinfiammatorio, come antidolorifico, eccetera, eccetera, che può dare dei risultati come questa signora incredibili. Quindi invito tutte le persone che sanno che hanno dei parenti anziani, soprattutto anziani, che hanno dei problemi delle ulcere varicose, di fare l'ossigeno-ozonoterapia, di andare nei centri
dell'ossigeno ozonoterapia e fare il trattamento che può dare degli ottimi risultati. Ecco, risultati eccezionali, come diceva lei, una metodica che ha più di un secolo di storia. In questa situazione qui, in particolare delle ulcere varicose, ma chiaramente il trattamento lo usiamo in un sacco di altre situazioni, patologie. Ecco, le stavo proprio per chiedere, mi scusi se la interrompo professore, perché abbiamo detto insomma che è una metodica che ha una storia insomma. La moderna ozonoterapia nasce con apparecchi più precisi, più affidabili, con la messa a punto anche delle tecniche di applicazione. In particolare nella clinica Tirelli Medical, per quali patologie viene utilizzata, per quali insomma disturbi è particolarmente indicato questo trattamento? Allora, abbiamo delle patologie cosiddette sistemiche, cioè patologie che comprendono tutto l'organismo, in particolare la sindrome da fatica cronica, in particolare la fibromialgia e in particolare il long covid, cioè quelle patologie che sono ben conosciute ma che hanno un grande giovamento dal trattamento con l'ossigeno ozonoterapia per via sistemica. Lo facciamo in autoemotrasfusione oppure anche se non ci sono delle vene buone, anche in insufflazione rettale, per la quale appunto si possono ottenere gli stessi risultati, perché la mucosa del retto è molto irrorata e può andare in circolo la miscela di ossigeno ozono che noi prepariamo ed impieghiamo. Poi abbiamo dei trattamenti, quindi sia nella sindrome da fatica cronica, sia nella fibromialgia, sia nel long covid, abbiamo avuto dei risultati eccellenti nell'ambito della SIOT e li abbiamo anche pubblicati sulle riviste mediche importanti, dove ci sono i dati che possono, per esempio, tanto per fare un altro esempio, l'associazione sindrome fibromialgica è un'associazione di pazienti che ringrazia per l'utilizzo dell'ozonoterapia. Questa è una cosa che hanno scritto loro, i pazienti, non è che l'ho scritto io, questa roba qua. I pazienti dicono grazie, sono i pazienti della Val d'Aosta, noi fibromialgici stiamo beneficiando dei notevoli effetti di tale prestazione, tanto da definirla salvavita o meglio salva dal dolore. La fibromialgia è una patologia molto severa, che è caratterizzata da dolori diffusi a tutto il corpo, dalla punta della testa fino ai piedi, praticamente un dolore diffuso, una grande stanchezza, disturbi della concentrazione, una patologia veramente severa, come è severa la sindrome da fatica cronica, che è caratterizzata più da spossatezza e anche dolori, ma più la spossatezza. E poi il long covid, che è una cosa simile alla sindrome da fatica cronica, che anche questa dopo il covid colpisce molto i pazienti. Ebbene, per tornare all'associazione sindrome fibromialgica della Val d'Aosta, lì in quella regione hanno non solo approvato la fibromialgia e la sindrome da fatica cronica come patologia del sistema sanitario della Val d'Aosta, ma hanno anche l'ospedale della Val d'Aosta fa l'ozonoterapia in ospedale, cioè a carico del sistema sanitario della Val d'Aosta. Cosa mi spiego? Cosa che non succede in nessun'altra parte d'Italia, che mi risulti. Ci sono sì dei tentativi, delle cose, ma insomma, ecco, infatti loro dicono, i pazienti, ripeto, tutta questa cosa qui che vi sto dicendo lo dicono i pazienti, lo dicono i medici. I pazienti rinnovano la richiesta che l'ozonoterapia, quello di cui stiamo parlando adesso, rientri fra le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, cioè le cosiddette LEA, famosi LEA, cioè nelle prestazioni, nei servizi che il sistema sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. È una terapia pochissimo che a carico del sistema sanitario, sarebbe niente in confronto a tutti i farmaci che i fibromialgici usano e che spesso non sono di grande utilizzo, di grande efficacia, che sono spesso degli antidepressivi, degli ansiolitici e quant'altro, quando invece i pazienti stessi peraltro poi ricordano, in questa loro dichiarazione, ricordano la nostra pubblicazione della SIOT, il primo nome, su European Review of Medical and Pharmacological Sciences, il nostro lavoro
sull'ozonoterapia in 65 pazienti con fibromialgia, perché vedete poi cosa vuol dire pubblicare sulle riviste mediche, scientifiche, che poi dopo poi si diffonde l'informazione. E allora anche loro, per esempio i pazienti, sottolineo, non sono i medici che hanno scritto questa roba, sono i pazienti. Certo. Professore, Allora, in particolare per queste patologie, la sindrome da stanchezza cronica, la fibromialgia, un trattamento con l'ossigeno-ozonoterapia, che benefici permette di avere a queste persone? Come abbiamo pubblicato, purtroppo non il 100%, perché poi dopo in era internet cosa succede? Io dico che funziona, no? Per esempio, come ho detto prima, per la fibromialgia, anzi i pazienti dicono, poi c'è qualcuno che tutto scrive sui social dicendo non è vero, lei dice menzogne, perché io l'ho fatto e non ha funzionato. Ovviamente questo voglio dire che Ogni caso è a sé stante poi naturalmente. Comunque funzionano in circa il 70% dei casi, che vuol dire che nel 30% purtroppo, come succede sempre in medicina, sempre purtroppo non c'è mai il 100%, cioè quando noi siamo molto felici diciamo perché abbiamo il 70%, per esempio come in questo caso, ma abbiamo spesso il 20% dei risultati, vuol dire l'80% non funziona, cioè in medicina è così, sempre è così, no? Bisogna, purtroppo quando c'è questa informazione che poi viene con difficoltà diciamo diffusa, poi ci sono sempre queste, comunque funziona bene, non dà nessun effetto collaterale, ecco questo è un'altra cosa importante, non dà nessun effetto collaterale, si può fare insieme a tutti gli altri trattamenti, perché alle volte non è necessario sospendere i trattamenti che uno fa anche per altre patologie, per il cuore, per la pressione, che ne so, per qualsiasi altra cosa, per cui l'ossigeno ozono del tutto privo di effetti collaterali, si fa in mezz'ora, solitamente si fa 2 volte alla settimana per qualche 4-5 settimane come terapia di attacco, e poi si vede se funziona, poi si passa a un mantenimento, eccetera. Ecco, stiamo parlando, Alice, di 3 patologie importanti che sono molto comuni, che sono la fatica cronica, la fibromialgia. Pensate che la fibromialgia ci sono 2 milioni di persone in Italia che sono affette da fibromialgia. La sindrome della fatica cronica si calcola 500-600 mila. Long Covid, in Europa ci sono stati, secondo l'OMS, 17 milioni di persone che hanno avuto il long Covid, cioè questo diciamo strascico dell'infezione che è guarita, l'infezione Covid è guarita, e la gente, i pazienti continuano ad avere dei sintomi diversi da quelli dell'infezione acuta, ma che sono caratterizzati questi sintomi da spossatezza, disturbi della concentrazione, tipo nebbia nella testa, dolori diffusi, difficoltà a respirare, ancora per esiti della polmonite o della bronchite che hanno avuto, eccetera, eccetera. Ecco, in tutti questi pazienti, diciamo, in queste patologie sistemiche, cioè che vanno dappertutto, facciamo ovviamente un trattamento sistemico, cioè in vena con l'autoemotrasfusione. Invece per tutti coloro che hanno, perché qui è un altro campo importantissimo, che hanno delle problematiche locali, per esempio le ernie lombari, le ernie cervicali, le artrosi di ogni organo, per esempio la spalla, l'anca e quant'altro, che possono beneficiano in una maniera significativa di un trattamento locale. Locale vuol dire, per esempio per le ernie, che sono le più comuni, ernie lombari e cervicali, in paravertebrale, cioè vicino alle vertebre lombari, si fa un intramuscolare praticamente lì e si inietta questa miscela. Anche qui, a parte un po' di dolore perché ovviamente fare le punture fa sempre un po' male, ma insomma poi dipende da caso a caso, sono degli aghetti molto piccoli. Infatti da casa ci chiedono proprio attraverso i social se può essere dolorosa o pericolosa in qualche modo, insomma un po' di paura degli aghi forse. Perché sì, qui è tutto un discorso che dipende da caso a caso, sappiamo tutti che c'è chi appena sente parlare di ago gli viene male, subito si sviene o di sangue, no? Per cui chiaramente, però bisogna stare attenti, quelli che sono esperti sanno che devono cercare di non fare male, di non evocare il dolore, perché può dare poi delle reazioni che non sono piacevoli, ma comunque
molti pazienti, parlo del trattamento locale anche in questo intramuscolare, non hanno grossi problemi, però qualche problema ci possono essere per i dolori locali, ma però non c'è nient'altro. Ecco, nell'ernia lombare, perché cosa succede? C'è un'ernia, cioè una protrusione fra le due vertebre, che poi comprimono spesso dei nervi, per esempio il nervo sciatico, c'è una sciatalgia, quel dolore che c'è dietro alla gamba destra o sinistra, tutte e due, e quindi in questa maniera, come iniettando questa miscela, anche qui non una volta sola ma diverse volte, si ottengono dei risultati molto molto buoni. E gli stessi neurochirurghi, per esempio di Udine, ci mandano continuamente a noi e ad altri centri che fanno l'ossigenoterapia, perché preferiscono che il paziente prima faccia un trattamento di questo genere con l'ossigenoterapia locale e poi eventualmente, se questo non avesse beneficio, eventualmente valutare la chirurgia, ma non sono propensi a fare subito la chirurgia. Per esempio parliamo delle ernie lombari e cervicali. Certo, professore, prima di andare in pubblicità le leggo proprio un caso clinico che ci è arrivato attraverso i social con una domanda anche molto interessante di un telespettatore che ci scrive: buongiorno, io soffro di psoriasi e talvolta ho forte prurito e rossore alla parte interessata. È vero che questa terapia con l'ossigeno ozono può alleviare i miei fastidi? La consiglierebbe? Certamente, perché la psoriasi è una malattia cronica che ha dei problemi appunto di radicali liberi, quindi una terapia antiossidante può essere efficace in questa situazione, fatta per via sistemica o alle volte anche per trattamenti locali, dipende dalla diffusione della malattia. Ci sono un sacco di patologie anche neurodegenerative, ricordiamoci che per esempio le problematiche di tipo iniziali di Alzheimer, di demenze senili, oppure di sclerosi multipla, oppure di SLA, diciamo nella parte iniziale della malattia, può beneficiare molto dell'ossigenoterapia perché per via sistemica, perché c'è poi l'ossigenazione dei vasi, l'ossigenazione dei visceri, in questo caso anche del cervello. Ci sono anche dei benefici non indifferenti a quel livello. Comunque quello che facciamo di più noi appunto è la stanchezza cronica, la fibromialgia, il long covid adesso in questo momento, e soprattutto le ernie lombari e cervicali o le artrosi oppure le ulcere degli arti inferiori dovute a insufficienza venosa o arteriosa. Quindi anche questo è un altro trattamento che purtroppo chiaramente questo non è passato dal sistema sanitario nazionale, a parte in Val d'Aosta, dove sono fortunati, in cui c'è l'ospedale che ti fa il trattamento, eccetera. Purtroppo da noi questo trattamento, che dovrebbe essere approvato come LEA, come livelli di assistenza diciamo che dovrebbero essere essenziali, sono essenziali questi trattamenti, costano molto meno dei farmaci, ma purtroppo, come dicevo prima, non è facile entrare in questo discorso, no? Perché se ci fossi io che comandassi, sicuramente vedrei tanti di quei farmaci, a parte i costi assurdi che hanno dei farmaci che non sono assolutamente accettabili, andrebbero ridotti drasticamente, questo perché non per il singolo paziente che non paga, ma per il sistema sanitario che poi va a finire nel debito pubblico generale, no? E dopodiché l'ozono invece costerebbe molto meno se fatto in ospedale a un sacco di gente che non avrebbe beneficio. Peraltro in certi ospedali lo fanno come antidolorifico, lo fanno per esempio nelle terapie del dolore, lo fanno nelle ernie, anche lì localmente, eccetera, eccetera. Ma si utilizza, insomma. Comunque, insomma, per il nostro telespettatore con la psoriasi potrebbe, insomma, aiutare ad alleviare il prurito rossore. E quindi anche per l'acne e ad esempio... Io non ho esperienza, onestamente, non venga da me per toccarlo qui perché non lo saprei. Presumo però, professore, insomma, che anche per altre tipologie di malattie dermatologiche... Certo, anche le malattie dermatologiche possono avere benefici, ma... All'acne, l'herpes zoster, per esempio, può anche in questo caso trovare beneficio? Ecco, la medicina estetica, per esempio, sia i capillari che
i problemi di come si chiamano, di ernie, di varie problematiche di tipo cellulite, per infezioni croniche tipo la cellulite, le rughe eccetera. Noi per esempio nella nostra clinica abbiamo il medico che usa l'ossigeno ozono localmente, e quindi abbiamo dei benefici notevoli anche qui. Anche nel campo della medicina estetica. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati nuovamente in diretta, ancora insieme per parlare di ossigeno-ozonoterapia, grande alleato per le malattie e il benessere, una metodica che ha più di un secolo di storia e che ha tantissime applicazioni in tantissimi ambiti, non soltanto della medicina. In collegamento Skype con noi c'è il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone, al quale leggo un'altra domanda, professore, che ci è arrivata sempre attraverso i social. Ci chiedono se questo trattamento può essere utile anche per chi ha la tiroide di Hashimoto e quindi con stanchezza, grande difficoltà di concentrazione. Si può consigliare anche in questo caso? Certo, questo sì, proprio un'applicazione come in certe malattie immunologiche, la tiroide di Hashimoto, la tiroide autoimmune, che appunto può beneficiare e può dare queste stanchezze. Ovviamente bisogna fare trattamenti anche per rimettere a posto i livelli di ormoni tiroidei, ma in aggiunta alle volte non è sufficiente il trattamento ormonale, ma si rimane questi sintomi che possono beneficiare benissimo del trattamento diciamo dell'ossigeno-ozonoterapia. Prima della pubblicità mi ero dimenticato di citare, non mi viene in mente in quel momento, la chirurga estetica, la dottoressa Granieri, che fa appunto questi trattamenti diciamo sui capillari, sulla cellulite, sulle rughe e tutti gli altri trattamenti di medicina estetica, ma usando l'ossigeno ozono anche, non solo, ma anche questo trattamento. E quindi l'ossigeno ozono peraltro non è una roba che facciamo solo noi in Italia, la fanno per esempio, c'ho qui il documento del Ministero della Salute della Federazione Russa, adesso non è molto popolare giustamente nel nostro paese, del 2008, che appunto è proprio l'ozonoterapia nella pratica della Federazione Russa, che è una qui c'è con tutte le malattie, tutte le possibilità, ce ne sono un sacco. Praticamente l'ossigeno ozono non è la panacea di tutti i mali, non è che guarisce tutte le malattie, però è molto utile anche per il benessere. Ci sono molti VIP, diciamo, che a volte lo dicono anche, molti VIP che se lo fanno proprio così, vanno una volta alla settimana, una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, vanno a farsi questo ossigeno perché gli dà benefici, migliora lo stress della vita moderna, no? Come si diceva una volta, e comunque beneficiano di questo trattamento. L'ossigeno-ozonoterapia aiuta anche coloro che non hanno delle malattie vere e proprie, ma però che non stanno bene perché hanno il discorso, fanno troppo, vogliono fare troppo, quant'altro. Poi lo usano. Noi usiamo anche la crioterapia alle volte in questo contesto, che è un altro trattamento che beneficia invece dello stress, dello shock termico, che appunto si va sotto ai meno 150, poi insomma è un altro trattamento che ha delle possibilità in coloro che sono stressati o gli atleti, però anche l'ossigeno ozono può essere molto utile anche nelle pratiche per migliorare le proprie prestazioni, diciamo, fisiche. Quindi è un trattamento, importante dire che non dà effetti collaterali, quindi fatti in mani esperte, non dà effetti collaterali. Ci sono tanti centri in Italia, fortunatamente, grazie alla SIOT, a questa società scientifica di cui non mi stanco di ringraziare, perché mi ha insegnato a me, che io credevo di sapere in tutto il mondo quando facevo i tumori e l'AIDS, parlo di 10 anni fa,
e appunto facevo anche la sindrome da fatica cronica, ma non avevo dei risultati così buoni. Io posso essere testimone proprio perché io ho trattato migliaia di pazienti con sindrome da fatica cronica negli ultimi 30 anni, però i risultati che ho ottenuto con la sindrome da fatica cronica, con l'ossigenoterapia non li ho ottenuti con i farmaci che usavo prima. Quindi sono testimone di questo fatto, e quindi adesso in tutti i centri SIOT italiani chi ha la sindrome da fatica cronica o ha la fibromialgia o ha il long covid può beneficiare di questo trattamento, e quindi abbiamo fatto dei progressi notevoli. Tenete conto che di questa long covid, volevo dire una parola, fu per prima volta diciamo descritta nell'agosto del 2020 da Anthony Fauci. Anthony Fauci, che è il capo, diciamo, della ricerca sul Covid negli Stati Uniti, non solo la ricerca ma anche di cosa fare, i vaccini e quant'altro. Quindi Anthony Fauci fu il primo a dire: guardate che se si guarisce del Covid, come la maggior parte dei casi succede, può succedere che uno non è guarito effettivamente perché gli viene fuori il long covid, cioè, già che uno aveva tutto lo stress del caso prima, dopodiché gli viene fuori una roba che può durare. Noi abbiamo dei pazienti che da 2 anni, per 2 anni hanno avuto questi sintomi di stanchezza, spossatezza, nebbia nella testa, eccetera, eccetera. Una cosa che li ha distrutti dal punto di vista della qualità della vita, non è stata una cosa tranquilla, no? Per niente. Poi ci sono tanti che hanno piccoli strascichi, no? Per qualche settimana, qualche mese, ma quelli non li chiamiamo long covid, però praticamente dopo l'infezione sono molti che hanno dei sintomi di stanchezza, ecco. Ecco, e proprio il suo gruppo, il gruppo della clinica Tirelli Medical di Pordenone ha riportato e pubblicato dei dati molto positivi sul trattamento del long covid anche attraverso l'ossigenozonoterapia. Certo, come dicevo che prima, l'ossigenozonoterapia ci ha dato degli ottimi risultati in questo long covid, e sono anche stato colpito favorevolmente perché nella Svizzera italiana, a Lugano, c'è un'associazione di medici che vedono la sindrome da fatica cronica e anche il long covid e la fibromialgia, e hanno copiato esattamente quello che noi avevamo pubblicato, e loro lo stanno facendo e scrivono con grandi risultati, anche in Svizzera, quindi non è che abbiamo soltanto l'Italia. Ecco, per esempio la usano molto anche a Cuba, dove non hanno i soldi, sostanzialmente, purtroppo per loro, la loro economia non è fiorente, ma loro hanno degli ospedali proprio dedicati all'ossigenozono, fanno solo l'ossigenozono come terapie anche per certe malattie come quelle che ho detto prima, ma anche per altre. Per esempio nei tumori non è un antitumorale, almeno non c'è dimostrazione di questo, ma però può servire come supporto, e questo l'abbiamo anche pubblicato, come supporto mentre uno fa un trattamento che gli porta stanchezza, oppure per i sintomi di stanchezza che sono causati dalla malattia avanzata. Malattia avanzata vuol dire metastasi o quant'altro. Ecco, quindi, professore, è molto efficace nella terapia palliativa, potremmo dire così, in pazienti oncologici? In pazienti oncologici, sì. Questo abbiamo pubblicato e abbiamo visto, non ci arrivano tanti casi perché nessuno ce li manda, ovviamente, perché guai a fare trattamenti che non siano oncologici nel senso stretto, cioè nel senso, ma comunque funziona come supporto. Chiaramente il trattamento oncologico deve sempre avere precedenza, non è che vuole sostituirlo, però è in aggiunta, spesso in aggiunta a qualcosa che uno sta facendo, che casomai, per esempio come antidolorifico, ci sono degli cioè trattamenti, diciamo, aggressivi dal punto di vista del dolore, possono causare degli effetti collaterali, sonnolenza e quant'altro, e quindi l'ossigenozono può beneficiare, può migliorare questi sintomi, oltre a essere un antidolorifico, un antinfiammatorio, ma evidentemente nell'ambito oncologico bisogna seguire le linee che seguiamo tutti noi oncologi, ovviamente. Poi certo, dopo si può aggiungere qualcosa di più se è il caso, come le dicevo prima, anche durante
la chemioterapia o la terapia ormonale, ci possono essere degli effetti collaterali. Per esempio c'è un trattamento ormonale che si fa nei tumori della mammella con gli antiaromatasi, si chiama Femara, uno di questi farmaci antiaromatasi, un gruppo di farmaci ormonali molto efficaci sia come prevenzione che come terapia dei tumori della mammella, ma prevenzione nel senso adiuvante, c'è gente che ha già un tumore della mammella, ma che però dà degli effetti collaterali che sono stanchezza, dolori. Ecco, noi abbiamo pubblicato già e lo stiamo aumentando in numero, una decina di pazienti che hanno avuto grandi benefici con l'ossigeno-ozono mentre facevano questa terapia che era essenziale per il loro tumore, ma che però gli dava degli effetti collaterali molto severi che praticamente avrebbero voluto smettere perché non ce la facevano. Invece con l'ossigeno-ozono hanno continuato il trattamento con beneficio sulla malattia oncologica, in questo caso il tumore della mammella. Quindi è una cosa che alle volte può essere utile anche in ambito palliativo o comunque di supporto, ecco, non soltanto come nelle patologie che, voglio ripetere, sono la fibromialgia, la sindrome della fatica cronica e il long covid, che sono, ecco, a proposito, e con questo probabilmente siamo già alla fine della trasmissione, noi abbiamo scritto un libro con Giada Da Ross, che è la presidente dell'associazione della sindrome della fatica cronica, che abbiamo costituito nel 1992, praticamente tanti anni fa, ma Giada, che è una paziente, è una dottoressa anche, e che abbiamo scritto un libro che sarà in edicola, si chiama Non solo fatica, sarà in edicola nelle librerie a gennaio, però su Amazon si può già richiedere. Questo serve per capire di più tutto il discorso della chronic fatigue syndrome, della sindrome della fatica cronica, anche della fibromialgia e del long covid. Quindi queste tre cose possono essere studiate anche su questo libro. Certo, abbiamo ancora qualche minuto in realtà a nostra disposizione per qualche curiosità. Le leggo un altro caso clinico, c'è molto interesse su questo trattamento. Ci dicono: ho un'infezione gengivale che mi porto dietro da tempo e fatico a trovare rimedio. Può essere utile anche in questo caso il trattamento con l'ozonoterapia? Intanto potete vedere che infezione è gengivale, mi pare gengivale. Sì. Sì. Bisogna valutare bene quali sono i problemi. Teniamo conto che anche la fisioterapia è un trattamento anti-infettivo che era stato usato in passato con successo prima degli antibiotici, o comunque anche nel discorso per esempio dell'antibiotico resistenza, che è una problematica molto severa che sta emergendo proprio per l'abuso degli antibiotici. L'ossigeno-ozonoterapia è un'arma che potrebbe essere impiegata ed è impiegata, e quindi in questo caso bisognerebbe vedere, si può valutare di fare un trattamento, si può fare un trattamento che può essere di beneficio per via sistemica, cioè per via venosa, con un trattamento con l'ossigeno-ozono che può beneficiare. Per esempio nell'herpes zoster o nelle herpes, anche questo è un trattamento che può essere molto efficace. Abbiamo anche fatto, non solo noi, ma per l'Università di Udine, ma noi anche come SIOT, proprio nel Covid, nell'infezione acuta da Covid. E l'ossigeno-ozono ha dato dei benefici, anche questi dati sono stati pubblicati. L'Università di Udine, per esempio, ha fatto questo lavoro insieme ad altri istituti universitari italiani. Certamente questo era reso difficile da fare perché non c'erano le macchine dentro gli ospedali, no? Per cui bisognava, per farlo dentro l'ospedale, attrezzarsi in una maniera però l'ossigeno-ozono è utile anche nelle infezioni, ecco, certo. Chiaramente insieme agli antibiotici, se ci sono gli antibiotici che funzionano, perché nel Covid chiaramente non c'erano antibiotici che funzionavano. Senta professore, abbiamo capito che è un trattamento estremamente versatile, che i risultati sono davvero eccezionali. Quanti trattamenti servono per avvertire i primi benefici, ecco, nelle diverse applicazioni? C'è una terapia di attacco e una terapia di mantenimento. Diciamo, la terapia di attacco solitamente ci vogliono due sedute alla settimana per 5 settimane, sia per via sistemica che per via locale,
poi se c'è un beneficio si passa a un mantenimento, che vuol dire una volta alla settimana, una volta al mese. Ecco, se uno va sul mio profilo Facebook, Umberto Tirelli, trova anche delle testimonianze di un sacco di pazienti, un certo numero di pazienti che hanno voluto testimoniare quello che è successo a loro, cioè gente che aveva dolori pazzeschi con una fibromialgia, una sindrome della fatica cronica non controllabile, non avevano avuto mai possibilità di avere dei benefici, che adesso sono praticamente guariti. Lo dicono loro, non lo dico io dico sempre no, aspettate prima di essere guariti, perché gente che ha 4-5 anni di storia, che adesso fanno un trattamento ogni tanto, ogni 2 mesi, ogni mese. Sono dei testimoni che sono molto importanti. Chiaramente questo non risolve il discorso dell'efficacia facendo gli studi che abbiamo fatto e pubblicati, eccetera, ma sostanzialmente possiamo dire che, come dicevo anche prima, un 70% dei pazienti ha benefici, anche delle volte molto importanti, nelle loro patologie. Non sempre così, purtroppo il 30% casomai non funziona, e allora si può passare ad altri trattamenti in caso non funzioni, come sempre succede in medicina. Certo, può essere praticata insomma per lunghi periodi anche, lei diceva un po' per mantenimento, ma insomma per lunghi periodi si può attuare? Certo, non dà nessun effetto collaterale a lungo termine. Ci sono anche persone che lo fanno anche più spesso, anche una volta al giorno, per dire, all'inizio della sintomatologia. Non è che è solo una questione di opportunità, anche di spesa, perché costa ovviamente fare sta roba. Lo facciamo, noi dobbiamo avere, siccome non è supportato in Italia, in quasi tutte le regioni, perché la Val d'Aosta non è supportato dal sistema sanitario nazionale, mentre invece lo è per esempio in Germania parzialmente, negli altri paesi, in Cuba, in Russia, eccetera, è supportato e approvato, cioè non costa per il paziente. E quindi invece da noi no, questo non c'è, e allora ovviamente non si può fare tutti i giorni, anche perché ci costa a noi, costa al paziente soprattutto ovviamente, ma costa anche a noi, perché dobbiamo tutto il trattamento comporta spese di infusioni, di macchinari, eccetera, no? Tutte queste cose ovviamente non ce li dà nessuno. Quindi speriamo in futuro che le patologie frequenti come la fibromialgia, la sindrome della fatica cronica vengano, diciamo, approvate come malattie vere, come lo sono peraltro. Per esempio la Chronic Fatigue Syndrome negli Stati Uniti sono i CDC di Atlanta, cioè i centri delle malattie di Atlanta, che hanno fatto la classificazione di caso. Non è che l'ho fatta io, l'ha fatto qualche medico così, sono state le associazioni. E così anche in Italia, per esempio, posso far vedere un libro che Agenas, che è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha fatto un libro, appunto, che ho partecipato anch'io, Chronic Fatigue Syndrome. Vedete, cioè, perché c'è anche qualche bello spirito che dice ma sì, ma non esiste, i medici, parlo dei medici, non delle persone. E quindi questo libro qui è di qualche anno fa, in cui diversi ricercatori italiani hanno partecipato, e abbiamo diffuso a tutti i medici questo libro in cui si parla della sindrome della fatica cronica. Colpisce più le donne, così anche la fibromialgia, che gli uomini, e sono patologie molto invalidanti se non si trovano dei risultati, se non si trovano dei trattamenti efficaci. Tenete conto che la sindrome della fatica cronica spesso avviene dopo infezioni nei giovani, negli adolescenti. Proprio ieri ho visto una nuova paziente di 18 anni che dopo l'EBV, la mononucleosi, ha sviluppato una sindrome della fatica cronica con grande spossatezza, disturbi della concentrazione, non riesce più ad andare a scuola, eccetera, eccetera, che appunto vengono coi genitori questi ragazzi, no? Cioè non è che non vogliono andare a scuola, perché qualcuno ha detto ma sì, quest'anno non ha voglia di studiare, eccetera, cioè assolutamente
E non sono depressi, perché poi cosa fanno i miei colleghi medici, molti? Mi danno degli antidepressivi, cioè che assolutamente è assurdo. Sarebbe come trattare un tumore, siccome uno ha un tumore ed è depresso, trattiamolo con un antidepressivo, il tumore. Ovviamente non funziona, così non funziona l'antidepressivo nella sindrome ipertensiva cronica o nella fibromialgia, ovviamente, dovrebbe essere ovvio. Ecco, Però chiaramente ci può essere anche la depressione, che è importante, perché uno poi si deprime, ma però se non migliora il suo stato di malattia, chiaramente la depressione è difficile che vada via. È una Ecco, depressione così un'ultima reattiva. domanda, professore, proprio perché lei ha evidenziato che insomma queste patologie colpiscono anche i più giovani, i più piccoli. Il trattamento con l'ossigeno-ozonoterapia può avere controindicazioni? Può essere invece anche indicato proprio per i pazienti più piccoli? Certo, sì, facciamo anche. Adesso nei bambini piccoli non ho esperienza, non c'è neanche molte indicazioni onestamente, però potrebbe fare, solitamente dai 10 ai 11 anni in poi lo facciamo tranquillamente, ecco, per dire se uno ha un problema. Quello della sindrome della fatica cronica sono gli adolescenti che spesso possono essere colpiti, mentre nella fibromialgia solitamente sono persone un po' più adulte, quando invece appunto nella sindrome della fatica cronica sono più giovani, ma non abbiamo mai avuto problemi, li facciamo ovviamente. Ecco, abbiamo anche la CFS pediatrica, abbiamo anche quella che noi non ne vediamo tanti, ma esiste questa patologia anche nei bambini, ne ho seguiti diversi tanti anni fa e che adesso sono diventati adulti e stanno bene, anche perché poi fecero dei trattamenti che avevano funzionato a quel tempo. Ecco, io ringrazio, siamo in chiusura, il professor Umberto Tirelli di averci parlato dell'ossigeno-ozonoterapia alleata per le malattie e il benessere, un trattamento validato scientificamente, attualmente viene anche insegnato, se non sbaglio, nelle università italiane, però ancora poco conosciuta e forse si ignorano anche quelli che possono essere i veri potenziali terapeutici di questo trattamento. Grazie al professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Grazie professore. Grazie Alice e grazie della pazienza di tutti i telespettatori. Speriamo che possa essere stata utile per loro familiari o conoscenti che possono poter accedere ai centri SIOT, non soltanto al nostro centro a Pordenone, ma anche in altri centri, e che possono beneficiare di un trattamento veramente sottostimato, sottovalutato, ma molto efficace. Lo dice uno che fino a 10 anni fa non sapeva neanche l'esistenza dell'ossigeno-ozonoterapia ed ero convinto che ci fossero solo i farmaci antitumorali o anti-AIDS che effettivamente hanno funzionato molto in molte patologie, non è che dicono funzionano, però in queste patologie di cui abbiamo parlato oggi non è che funzionano granché, invece l'ossigeno-ozonoterapia funziona molto bene. Grazie professore, ci ha dato sicuramente delle indicazioni molto precise e molto utili, ecco, per anche il benessere, come abbiamo detto, fisico di chi soffre di determinate patologie. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e io vi do dunque appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.